L'espressione discernimento comunitario sicuramente non è nuova. Ne abbiamo sentito parlare molte volte, specialmente appunto nel contesto ecclesiale, e un po' ci riporta a tutti quei percorsi che possiamo fare per ragionare insieme in un gruppo, per metterci in ascolto gli uni degli altri, per affrontare sostanzialmente delle situazioni nuove che incontriamo, per trovare delle soluzioni a dei problemi che non avevamo considerato prima. Quindi il discernimento comunitario è soprattutto un metodo che ci accompagna dal momento in cui ci rendiamo conto che la situazione che stiamo vivendo non può essere più affrontata come facevamo prima, e ci accompagna da questa presa di coscienza fino all'elaborazione di nuove strategie, di nuove modalità per rispondere in maniera più efficace e più appropriata al tempo e alle situazioni che stiamo vivendo. Allo stesso tempo però noi sappiamo anche che questo tipo di percorsi è qualcosa di molto delicato. Sappiamo che quando ci confrontiamo tra di noi gli esiti possono essere molto diversi. O ci ritroveremo a valle di un percorso più solidali, più uniti, più concordi, più determinati nel prendere una certa direzione, oppure rischiamo alle volte di trovarci più separati, più frammentati fra di noi, alle volte anche in lite addirittura, perché sono emerse delle diversità che non siamo riusciti a ricomporre. Sappiamo che questi sono i due esiti possibili e alle volte, molto spesso, questo ci spaventa e alle volte ci trattiene addirittura dall'iniziare un percorso di discernimento comunitario da fare insieme con la dovuta attenzione e con tutte le cure che tutto questo richiede. Proprio delle cure che richiede un percorso di discernimento comunitario è importante parlare, è importante discuterne, perché le cure ci mostrano soprattutto che cosa possiamo fare per evitare di arenarci in un percorso di discernimento comunitario su alcuni dei problemi più tipici che potremmo incontrare. Vorrei presentarvene quattro problemi tipici che di solito tendono ad ostacolare un percorso di discernimento comunitario, e insieme poi ne parleremo cercando di affrontare ciascuno di questi problemi, cercando di capire come appunto ci si può prendere cura di queste potenziali difficoltà ed evitare che diventino il punto su cui ci areniamo, ma invece provando a trasformarle in opportunità proprio per crescere insieme, per trovare delle soluzioni migliori, ma soprattutto per vivere un'esperienza di maggiore unità della comunità e del gruppo.